Fulvio Cimarelli, Mirko Correndo, Paolo Magliaro e Marco Turri. Assi Rovigo che presenta Michele Bedin, Marcello Benedetti, Pier Giorgio Cazzabillan, Davide Ceregatti, Damiano Cisco, Agostino Libanori, Paolo Negrini, Omar Pecchielan, Alessio Piovanello, Tiziano Rosati, Enrico Rossato e Paolo Trovò. La Salcus di Rovigo che presenta Lorenzo Andreose, Stefano Bolognese, Giuseppe Bozza, Samuele Fabbri, Riccardo Carbo, Lorenzo Marangoni, Donato Ragazzi e Paolo Scalabrini. L'Atletica Ponzano con Andrea Inama, Silvano Malimpensa, Alessandro Marin, Alessio Nardellotto, Andrea Salomone, Alberto Casadei, Andrea Salomone dell'Atletica Ponzano, poi la Jager Vittorio Veneto con Alberto Casadei, Cristian Cenedese, Simone Gobbo, Eddie Missiato, Matteo Redolfi, Mirko Signorotto, Giancarlo Simion e Sergio Trinca. La Libertas Milano con Luigi Bacco, Federico Baretta, Alessandro Bonaldi, poi ancora l'Atletica Vicentina con Michael Casolin, Michel Casolin, Manuel Cominotto, Michele Franco, Matteo Vivian, Enrico Vivian e Andrea Zordan. La Insieme New Food Verona con Massimo Accordini, Maurizio Armani, Adriano Brentegani, Alessandro Fiorini, Roberto Meneghello, Isacco Piubelli, Simone Raffagnini e Dante Tognotti. Aspetta, va. Sì, mettiamo. Gli altri concorrenti là. Sono pronti i concorrenti? Eccoli che si stanno allineando sulla linea di partenza i concorrenti. E lo sparo dà il via a questa gara. 8 km, andiamo a vedere qualche nome impegnato in questa gara. Picca un po' il nome di Lucio Sacchetta, poi Paolo Zanatta, poi ancora vediamo se c'è qualche altro. Diciamo che la situazione non vede particolari favoriti. C'è sicuramente il nome di Manuel Cominotto che veste la maglia dell'Atletica Vicentina da quest'anno, ha preso decisamente in largo il Provigiano in forza del Padova. Sulle spalle di Zanatta sono abbastanza compatti i distributori. Paolo! Dai Paolo! Vai Mirko! Forse Marcello Benedetti. Non fa tattiche Paolo Zanatta, se ne va solitario.
Davanti al compagno di squadra Giancarlo Simeon, che è una coppia dell'Atletica Vicentina, Andrea Zordan e l'inossidabile Enrico Viviano. Ancora molto efficace l'azione di spinta di Paolo Baratta del primo giro. Forza Paolino! Paolo! Giancarlo Simeon, Andrea Zordan ed Enrico Viviano. Dai Simone! Poi Lucio Secchetti, Mirko Signorotto, Vai Lucio! Vai Manuel! Dai Matteo! Matteo! Forza Sergio! Dai Moris, bene, dai! Bravo Moris, bravo! Dai Cristian! Bravissimo Moris! e alle sue spalle i due Vai Omar, dai! Simeon sta cercando di raggiungere Simone Coppo. Dai Oscar, dai! Guarda che devo andare, non muori! Dai, bene. Dai, marci tranquillo. Dai, Paolo. Siamo solo alle Dai Lorenzo, bravo, via, dai! 5 giri grandi all'inizio del secondo giro e salvo clamorose sorprese sembra avere ormai partita quasi vinta Paolo Zanatta, da colore delle Fiamme Romano. Intanto ha raggiunto e superato il compagno di squadra Simone Coppo. E questa coppia sta per essere raggiunta dalla coppia di atleti vicentini Zordan Vivian. Paolo Baratta nei confronti di tutti gli altri concorrenti. No, dietro c'è Simone Coppo ora una precedente di vantaggio nei confronti del compagno di squadra. Adesso dei due la coppia guidata ora da Enrico Viviani che insegue la coppia di Vicentini, Enrico Viviani e Andrea Giordano, Lucio Secchetti, Pietro Cazzolino e Mirko Signorotto. Vai Lorenzo, dai! Dai Lorenzo! Sì? Mi fa il suo ingresso in questa parte dove è più visibile Paolo Baratta, Fiammero Paolo, Giancarlo Simeon, Simone Coppo e Enrico Viviano insieme a Andrea Zordan. Sembra allungare nei confronti del compagno di squadra dove è più esperto Enrico Viviano. La macchina è qua. Lucio Secchetti con Pier Giorgio Castellinano. Zanatta, Simeon, Coppo, Vivian che si sta rifacendo sotto nei confronti dei due trevisani. Paolo, dai, via, vai! In quinta posizione. Mamma! Vai Enrico! Anche per lui maglia